Io sindaco Mario Baglio, siamo qui per la tappa 15 del Giro d'Italia. Cosa trasmette questo per il comune? Trasmette un buon indotto per far conoscere il nostro territorio, così importante anche per noi, ma anche per il turismo che viene anche dall'Italia nazionale, ma anche quello internazionale. Secondo me abbiamo piacere, molto piacere che questo transito del Giro d'Italia si possa anche ripetere, perché quindi per quello che può fa vedere la bellezza del nostro territorio. Ok, e come si è preparato il comune territoriale per questo evento? Ovviamente ci siamo tenuti alle disposizioni delle forze dell'ordine, della questura e della prefettura. Ovviamente abbiamo fatto delle ordinanze per le chiusure delle strade che si mettono in questa provinciale che abbiamo qui davanti, e poi ci siamo organizzati un po' con degli addobbi, con dei nastri rosa, con l'abbellimento anche con gli esercenti dei nostri locali. Io vedo che tutti si sono dati da fare per colorare di rosa questo nostro comune. Quindi vede molte emozioni in giro per il comune? Senz'altro sì, è sempre un evento molto importante, e quindi non solo per gli appassionati, ma vedo anche tanti ragazzi, tanti bambini in giro con famiglie, che quindi vuol dire che questo suscita tanto interesse.